Questa è una non legge, innanzitutto arriva troppo tardi quando i buoi sono scappati, quando ormai sul nostro territorio tantissimi ettari sono ormai già destinati a venire ricoperti da pannelli di fotovoltaico. Questa legge non arriva in ritardo, come qualcuno vuole insinuare, i buoi sono scappati. Noi abbiamo dovuto aspettare la pubblicazione di questo decreto e adesso abbiamo il perimetro normativo all'interno del quale la Regione Friuli Venezia Giulia può normare. Una legge che individuerà assolutamente le aree idonee e ovviamente individueremo anche le aree non idonee, come per esempio i siti UNESCO. Sono molteplici i punti di rottura fra maggioranza e opposizione sulla futura legge per gli impianti fotovoltaici in Friuli Venezia Giulia. Il primo è la tempistica, come hanno dichiarato i consiglieri Onsel di Open FVG e Treleani di Fratelli d'Italia, senza dimenticare però le questioni ambientali di pertinenza rispetto alle aree che saranno giudicate idonee, e hanno fatto discutere in tal senso le proposte su Aquileia, Romans di Zons o Cormons e la cabina di regia che dovrà gestire l'infrastruttura stessa. Al di là dell'identificazione delle aree idonee e non idonee, che poi sappiamo che nelle aree non idonee non vi è un vero e proprio divieto, ma si tratta solamente di un diverso iter autorizzativo. Bisogna che la Regione abbia un ruolo proattivo nell'indirizzare gli investimenti sulle aree già impermeabilizzate. Si sono messe delle, come dire, normative cogenti per cercare di accompagnare ed educare, mi sia consentito a livello giuridico, questo percorso di installazione di pannelli voltaici, soprattutto sui campi, sui terreni agricoli e ovviamente anche sul territorio cittadino. Parchi fotovoltaici non possono essere messi in sedi urbane, praticamente tra le case. Ecco, c'è anche una situazione di valorizzazione delle abitazioni da tener conto, di perdita di valore. Infine la questione dei terreni agricoli, inserite come non idonee aree agricole di classi 1 e 2, come quelle destinate a produzioni DOP e IGP. All'interno del disegno di legge che verrà proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia forzeremo la mano, inseriremo un limite per i terreni agricoli che potranno essere utilizzati per queste fonti rinnovabili all'interno dei singoli territori comunali.